Giorno dell'Immacolata in Calabria, tra visite ai mercatini di Natale, presepi, addobbi, luminarie e prodotti della tradizione. La Guardia di Finanza di Cosenza sequestra 7 milioni di giocattoli e articoli natalizi potenzialmente pericolosi per il consumatore, 7 le persone denunciate. Preoccupazioni a Vibo dopo l'escalation di intimidazioni, il prefetto convoca le forze dell'ordine, il fenomeno delle estorsioni, vera piaga del territorio. A Mormanno la tradizionale festa di Perciavutti, 3 giorni dedicati al vino con degustazioni, concerti e folklore. Walter Zenga, il nuovo allenatore del Crotone, ha firmato il contratto nel quartier generale della società pitagorica all'entusiasmo della tifoseria. Ben ritrovati dalla redazione del TG10, buona Immacolata. Il boom dei mercatini di Natale è fenomeno nazionale. Le bancarelle dedicate alla realizzazione di alberi e presepi sono un'attrattiva che rientra nel settore dello shopping turistico. Anche in Calabria cresce il numero dei visitatori. A Cosenza, in piazza Bilotti, tanti acquistano articoli natalizi e gustano le specialità gastronomiche della tradizione. Gianluca Pasqua. Non ci sono soltanto i mercatini del Trentino Alto Adige. Nel boom dello shopping natalizio, ogni città si attrezza con bancarelle e stand dedicati all'oggettistica per la realizzazione di alberi e presepi. A Cosenza è Piazza Bilotti, il centro delle festività, tappa obbligata nella passeggiata o meta per gli acquisti di articoli tradizionali o all'ultima tendenza. Passeggiata per i mercatini alla ricerca degli addobbi perfetti per questo Natale del 2017. Una busta piena. Sì, quest'anno va molto il turchese, soprattutto lo scozzese, infatti come potete vedere, e l'ho preso qui. Quindi un albero di jeans? Sì, di jeans, quest'anno va tantissimo il jeans, sì. La parola crisi è sempre presente nelle chiacchierate con i commercianti, ma sono bastate le giornate di sole per ravvivare gli affari. La location è meravigliosa, c'è un posto abbastanza più tranquillo rispetto a dove eravamo a Piazza della Vittoria. La crisi c'è comunque, perché è tutto un insieme di cose, tra il maltempo e la crisi che c'è, si spende un po' di meno, sì. Purtroppo per i prossimi giorni è previsto un peggioramento, ce lo dice il meteorologo, che però dà una buona notizia agli amanti degli sport invernali. Specialmente nella giornata di domani avremo precipitazioni sparse sui versanti tirrenici ed interni e nevicate in montagna, inizialmente a quote elevate, 1400-1500 metri, per poi scendere nel corso del primo pomeriggio sera fino a 900.000 metri. A poche decine di metri dai mercatini si sta addobbando il maxi albero di Natale. Servono 2 elevatori e il lavoro di ore per piazzare le 190 sfere rosse, le 80 personalizzazioni dello sponsor e i 20.000 metri di serie luminose che lasceranno a bocca aperta i bimbi di passaggio. Già, per i bimbi è già tempo di pensare ai regali. Iris ha le idee chiare. Ho chiesto un mercante in fiera, poi ho scelto tanti giocattoli. L'atmosfera natalizia è completata dalla musica di Inácio, artista di strada brasiliano che ha scelto l'inverno calabrese. Lo scenario convince anche un calabrese che vive a Roma, di passaggio in città. Il centro lo trovo molto pulito, accogliente, tante iniziative nuove, la periferia non l'ho vista ancora bene, ma il centro è molto carino. Ma torniamo in piazza per risolvere il dilemma, tutto cosentino, del giorno dell'Immacolata. È meglio con la patata o senza? È la vostra tradizione, diciamo che il nostro è di acri, non mettiamo la patata, è una ciambella che viene fatta con lievito madre, viene fatta maturare 24 ore prima ed è come si faceva all'antica, insomma. La patata fa assorbire meno olio e poi è una tradizione nostra cosentina, quindi siamo rimasti nella tradizione. Noi per sciogliere il dubbio li abbiamo presi tutti e 2, li assaggeremo, vi faremo sapere qual è il più buono. E in vista del periodo natalizio però si intensificano i controlli per evitare la vendita di articoli
potenzialmente pericolosi per i consumatori. I finanzieri di Cosenza hanno sequestrato 7 milioni di giocattoli, luminarie e 7 persone denunciate. Vediamo. Si chiama Prenatale Protetto, l'operazione della Guardia di Finanza per prevenire la vendita di prodotti potenzialmente pericolosi per i consumatori, e così le Fiamme Gialle nel periodo precedente a quello natalizio hanno intensificato i controlli, ed ecco gli articoli sequestrati dai finanzieri di Cosenza. Pensate, oltre 7 milioni di luminarie e giocattoli natalizi. L'attività svolta dalle Fiamme Gialle ha consentito di individuare diverse imprese gestite da soggetti di nazionalità cinese dislocate nell'area urbana cosentina e in quella silana, che si erano riforniti di ingenti quantitativi di articoli sospetti. I primi controlli si sono indirizzati nei confronti di imprenditori che ponevano in vendita luci natalizie fabbricate nei paesi dell'area asiatica e prive delle necessarie certificazioni sulla sicurezza. Risalendo alla filiera distributiva, i controlli sono stati effettuati anche nei confronti di aziende all'ingrosso, e così nel corso degli interventi i finanzieri cosentini hanno rinvenuto milioni di luminarie, avvolte in bobine della lunghezza di centinaia di metri e pronte per essere vendute in violazione delle prescrizioni sulla sicurezza e sulla trasparenza del codice del consumo. Le luci sequestrate erano destinate al decoro degli ambienti domestici e, secondo gli inquirenti, questi articoli avrebbero esposto i consumatori a rischio di incidenti o cortocircuiti derivanti dal possibile surriscaldamento delle guaine protettive. Altrettanto pericolosi per la salute degli acquirenti, soprattutto per quelli più giovani, i giocattoli natalizi funzionanti elettricamente realizzati con materiali di scarsa qualità. A conclusione dell'operazione sono stati posti sotto sequestro, come dicevamo, oltre 7 milioni tra luminarie e altri gadget natalizi, e i legali rappresentanti delle 7 società sono stati denunciati. A Vibo adesso, dove dopo l'escalation delle intimidazioni il prefetto ha convocato le forze dell'ordine per analizzare la situazione. Il fenomeno delle estorsioni, ha detto appunto il prefetto, rappresenta la vera piaga del territorio. Poche però le denunce. Vediamo. C'è preoccupazione a Vibo dopo l'escalation di intimidazioni registrata negli ultimi giorni. Il racket torna a farsi sentire. La scorsa settimana bottiglie di benzina e un accendino lasciati a Zambrone all'ingresso di un villaggio turistico, poi messaggi intimidatori e proiettili recapitati a distanza di poche ore a 2 imprese di Vibo. La situazione è stata analizzata nel corso della riunione di coordinamento di tutte le forze dell'ordine convocata dal prefetto di Vibo. Secondo gli inquirenti, i 3 avvertimenti recapitati negli ultimi giorni ad altrettanti imprenditori potrebbero essere solo la punta di un iceberg di un fenomeno, quello delle estorsioni, che sta riprendendo piede sul territorio. Il quadro è preoccupante. A fronte dei 3 episodi denunciati, infatti, potrebbero essercene tanti altri rimasti sommersi. Secondo gli investigatori, a fronte di un rilevante numero di estorsioni, le denunce sono ancora esigue e ancora più ridotto è il contributo offerto alle indagini. Il prefetto Guido Longo ha sottolineato che il fenomeno delle estorsioni rappresenta la vera piaga del territorio, in quanto è la forma con la quale la criminalità organizzata mediante minaccia soggetta la vittima, quasi sempre l'imprenditore locale, al volere mafioso. Al termine della riunione è stata disposta l'intensificazione dei controlli sul territorio. La presenza di più uomini e mezzi delle forze di polizia aiuterà anche a prevenire un altro fenomeno, quello delle rapine, che aumenta nel periodo prefestivo. A Bovalino adesso, dove il movimento Agave ha rinnovato il consiglio direttivo. Vediamo. Il movimento Agave di Bovalino, che nel Consiglio Comunale rappresenta la maggioranza, ha rinnovato il suo consiglio direttivo. L'elezione dei nuovi componenti è arrivata dopo l'ingresso di molti dirigenti all'interno dell'attuale amministrazione comunale. Presidente è stato eletto Gabriele Galletta, che sarà affiancato da Antonella Marzano, Giuseppe Agresta, Vincenzo Primerano, Raffaele Graziano, Francesco Bailon e Federica Morabito. Il nuovo direttivo punta ad un rilancio programmatico di lungo periodo che ha come principi di base 3 punti precisi. Essendo necessario lavorare in prospettiva, il ragionamento di Galletta, e seguendo le istanze della comunità e soprattutto dei giovani, bisogna prestare particolare attenzione ed essere presenti sul territorio. Il movimento oggi porterà avanti un'attività sempre di proposta e di aiuto all'amministrazione
fornendo all'amministrazione stessa che governa il Paese capitale umano nell'ambito della propria attività amministrativa, ma il Movimento dovrà cercare di lavorare per il rilancio programmatico di lungo periodo del Paese, investendo sulle nuove generazioni, sulla cultura e sulla promozione territoriale. Oggi Agave è chiamata ad un compito diverso, nuovo, e ancora una volta portiamo avanti nuove idee e nuovi progetti. E Vibonese è uno dei componenti del team di scienziati che ha ottenuto il premio Nobel per la fisica. Vediamo. Il premio Nobel per la fisica 2017 parla anche vibonese. È nato infatti a Vibo Valentia da una famiglia di origini palmesi Sergio Gaudio, giovane ricercatore del team di scienziati protagonisti della straordinaria scoperta sulle onde gravitazionali che valsa l'ambito riconoscimento ritirato a Stoccolma dagli scienziati Kip Thorne, Rainer Weiss e Barry Barish. Sergio Gaudio, insieme ai suoi colleghi, è infatti autore dell'antenna LIGO che ha permesso l'osservazione empirica del fenomeno in origine previsto da Einstein con la teoria della relatività. Dopo la maturità al liceo classico Michele Morelli di Vibo Valentia, Sergio Gaudio si è laureato a Pisa in fisica, poi ha puntato verso gli Stati Uniti, dove ha conseguito il dottorato di ricerca al Boston College e da 2 anni è al lavoro nel team di LIGO. La sua è una storia in positivo, non affrontata con il solito piagnisteo dei cervelli in fuga in un'Italia che non sa valorizzare i giovani, ma che racconta invece di un ragazzo che ha colto l'opportunità della globalizzazione per mettersi in gioco e sfruttare così le proprie potenzialità e quando può torna a casa con entusiasmo piuttosto che con nostalgia, trasformando questo momento in un'occasione per incontrare altri studenti carichi di speranza e raccontare loro della sua vita, del suo lavoro, dei suoi successi, dei suoi programmi futuri. L'incontro di oggi è con molti ragazzi. Bisogna raccontare loro qual è il segreto di un simile successo, cioè partire da una periferia, da un ragazzo di liceo che fa una scelta di studi scientifici e arrivare a questo importante traguardo. Intanto ci vuole pazienza, ci vuole molta pazienza perché la fisica richiede costanza e richiede soprattutto impegno. Ed è un traguardo che poi alla fine, insomma, mi ritengo fortunato da questo punto di vista, però c'è da parte mia ovviamente un impegno enorme, la volontà di fare fisica. Io insomma ho cominciato a volerlo da quando avevo 10 anni forse. E piano piano, leggendo riviste scientifiche, la cosa mi ha appassionato sempre di più. Ho fatto il liceo classico in realtà e poi sono andato a Pisa e da lì insomma via tutto quanto. Da questa mattina non si hanno più notizie di un anziano di Cicala, siamo nel Catanzarese, lui si chiama Francesco Bruno, ha 87 anni, sono state avviate le ricerche da parte dei Vigili del Fuoco, Carabinieri e volontari della Protezione Civile. Le altre notizie di cronaca nelle nostre brevi. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria hanno dato esecuzione ad un decreto di confisca emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di beni immobili, autovetture e disponibilità finanziarie per oltre 1,3 milioni di euro nei confronti di Antonio Femia, 36 anni, già indagato nell'ambito dell'operazione Puerto Liberado volta al contrasto del traffico internazionale di sostanze stupefacenti e arrestato nel gennaio del 2015 dopo una latitanza di oltre 6 mesi. Femia è ritenuto dagli inquirenti affiliato alla cosca di 'ndrangheta degli Ursino. Un bambino di 18 mesi si è ustionato con acqua bollente, è accaduto a Maierato. Nella notte il bimbo è stato ricoverato nel centro Grandi Ustionati di Catania. Il bambino è stato prima portato nell'ospedale di Vibo e successivamente, a causa della gravità delle sue condizioni, è stato trasferito a Catania in elisoccorso. Secondo quanto si è appreso, il bambino non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica di quello che in apparenza sembrerebbe un incidente domestico. Erano monitorati i movimenti del 49enne ex consigliere comunale di Lamezia nel fermo con il quale l'uomo è stato condotto in carcere con l'accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di una minore. Il procuratore capo di Lamezia Terme, Salvatore Curcio, e il sostituto procuratore Luigi Maffia sottolineano il pericolo di fuga da parte dell'indagato. Inquinamento del fiume Budello, sequestrati 2 frantoi a Rizziconi nel Regino. L'intervento dei militari della Capitaneria di Porto di Gioia Tauro è scattato dopo la segnalazione su una colorazione anomala del fiume. I titolari dei 2 opifici stavano effettuando uno smaltimento illecito di rifiuti, disperdendo nell'ambiente le acque di lavorazione e quelle di lavaggio prodotte dal processo di molitura delle olive. I titolari dei frantoi sono stati denunciati all'autorità giudiziaria.
Siamo allo sport. Walter Zenga è il nuovo allenatore del Crotone, prende il posto di Nicola, ha firmato il contratto oggi pomeriggio nel quartier generale della società pitagorica. Zenga ha detto: sono qui perché amo le sfide. Vediamo. È ufficiale, Walter Zenga è il nuovo allenatore del Crotone, lo ha annunciato la società con un comunicato pubblicato sul sito. Il Football Club Crotone, detto nella nota, comunica di aver affidato a Walter Zenga la guida tecnica della prima squadra. Zenga ha firmato il contratto nel quartier generale della società alla presenza del presidente Gianni Brenna, del DS Peppe Ursino, il suo vice sarà Benito Carbone, calabrese doc, anche lui ex calciatore e nella scorsa stagione allenatore della Ternana. Le immagini della firma di FCTV. Nato a Milano il 28 aprile 1960, Zenga, si sottolinea nel comunicato, ha un eccellente trascorso sia da calciatore che da allenatore. Dopo essere stato una vera e propria bandiera del calcio italiano, nonché uno dei migliori portieri del mondo, ha proseguito nella carriera da allenatore, guidando tra le altre Catania, Palermo e Sampdoria e ottenendo diversi titoli all'estero. Tanti i commenti anche sulla pagina Facebook del Crotone e gli auguri di buon lavoro al nuovo mister. Infine l'auspicio, che è la richiesta dei tifosi, di restare in Serie A. Le pagine dedicate alle iniziative, cominciamo da Mormanno, siamo nel Pollino per la tradizionale festa di Perciavutti che apre di fatto il periodo delle feste natalizie nel territorio proprio del parco del Pollino. Vediamo. Mormanno, dopo le ferite inferte dal terribile sisma del 26 ottobre 2012 che ha segnato anche la vita dei suoi abitanti, rinasce per celebrare l'inizio delle feste natalizie con uno degli eventi di tradizione più significativi, Perciavutti. Ritorniamo col sorriso quest'anno, ripartiamo con un evento che ormai è diventato l'evento non solo di Mormanno ma dell'intero territorio del Pollino e oltre. Quest'anno siamo alla 15ª edizione del Perciavutti e abbiamo inserito da neoamministrazione appena eletta un sacco di novità. Questo è un evento che nasce da una piccola tradizione che era quella della spillatura e della degustazione del vino novello. Accanto a questa piccola tradizione è nato Perciavutti. La caratteristica principale della festa di Perciavutti è rappresentata dalle 4 cantine, che sono il simbolo dei quartieri di Mormanno, Torretta, Costa, Capoloserro e Casalicchio, e dai loro quartiermastri, che si occupano di coordinare il lavoro frenetico di oltre 300 volontari dell'Associazione Comunalia. Quartiere dopo quartiere, vino, cibo in abbondanza, la calda accoglienza dei cittadini e la coinvolgente musica popolare hanno riscaldato una fredda e limpida notte prenatalizia e raccontato la storia e le tradizioni del Parco Nazionale del Pollino. Una grande rivista nazionale oggi pubblicava 10 luoghi dove passare il grande ponte dell'Immacolata in tutto l'Appennino centro-meridionale. Tra questi 10 luoghi veniva indicata questa straordinaria festa di Perciavutti qui a Mormanno, poi il mio paese. Poi oggi c'è se posso dirlo, anche una felice coincidenza, perché c'è la notizia del rinnovo del mio incarico al parco, quindi devo dire che è una giornata importante. Noi sono anni che abbiamo investito in questa iniziativa. È stata una sfida alta che abbiamo raccolto e abbiamo, credo, vinto, perché c'è una grande partecipazione di popolo, arrivano da tante parti, dalle regioni di prossimità, e quindi ci siamo e ancora una volta affermiamo la nostra identità di questo territorio che vuole stare con grande protagonismo dentro i grandi eventi regionali e nazionali. La festa di Perciavutti continuerà fino a sabato 9 dicembre con degustazioni, concerti, folklore e il tradizionale palio delle botti. Ed è stato inaugurato il tradizionale presepe artistico del convento di San Francesco di Paola a Cosenza, realizzato da un gruppo di abili artigiani. Vediamo.
A Cosenza è l'inaugurazione del suggestivo presepe della monumentale chiesa del convento di San Francesco di Paola a segnare l'inizio delle festività natalizie. È un presepe in stile napoletano, come è già risaputo, ed è un presepe tradizionale, è una tradizione ormai che si ripete da più tempo, da diversi anni, e ogni anno comunque raccoglie l'interesse di molti fedeli che vengono anche in questa chiesa, che è conosciutissima nella nostra città, e vengono anche appositamente per visitarlo. Anche questo ha come centralità la figura del bambinello, quindi la centralità della fede cristiana, e tra i fedeli che si recano ad adorare il bambino Gesù viene anche rappresentato il nostro San Francesco. È un anacronismo voluto perché sappiamo benissimo che San Francesco è vissuto nascendo nel 1416 e morendo nel 1507, ovviamente non può essere un contemporaneo di nostro Signore, però è voluta la cosa per mettere in risalto di quanto anche egli amasse il Signore e così mettesse in atteggiamento di adorazione, perché il suo aspetto contemplativo non veniva mai meno, nonostante egli conducesse una vita sociale e anche ha avuto un ruolo di rilievo nel suo tempo storico, però non ha mai trascurato la vita contemplativa e la preghiera. Il presepe è frutto del lavoro e dell'impegno di un gruppo di maestri artigiani. Gli autori sono il nostro maestro, che è Tonino Di Bianco, che viene da Fuscaldo appositamente, ha una grande devozione a San Francesco, e poi abbiamo un carissimo nostro fratello terziario che è Agostino Carpino, e lo hanno accompagnato anche Sergio Carello e Carmine Martire, che si è occupato, oltre che dell'aiuto alla scenografia del presepe, anche delle luci, e poi la ditta che si occupa degli addobbi è la ditta montagnese, che viene da Laureano di Borrello. Chiudiamo con le previsioni del tempo. Ben ritrovati allo spazio delle previsioni del tempo a cura di meteoincalabria.it. Siamo all'epilogo di questa fase stabile e soleggiata che da alcuni giorni sta interessando l'Italia. Infatti nelle prossime ore l'ingresso di una perturbazione in discesa nel nord Europa, pilotato da un profondo vortice di bassa pressione presente sulla Scandinavia, causerà un peggioramento delle condizioni meteorologiche, che dapprima interesserà il nord-ovest e il centro Italia, per poi estendersi anche al sud. Il maltempo sulla Calabria entrerà nel vivo dalla giornata di sabato, in particolar modo sui versanti tirrenici ed interni. L'arrivo del fronte perturbato, oltre a portare piogge sparse, localmente anche a carattere temporalesco, sarà accompagnato da un nuovo calo delle temperature, che favorirà nuove nevicate sui monti, inizialmente a quote superiori dei 1400-1500 metri, poi in calo fino a 800-900 metri nel corso della serata. Passiamo alle previsioni in dettaglio per la Calabria. Sabato, sui versanti tirrenici ed interni, generali condizioni di cieli nuvolosi, con piogge sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, e nevicate al di sopra dei 1300-1400 metri, in calo durante il pomeriggio-sera, fino a 800 metri-900 metri sulla Calabria centro-settentrionale, 900-1000 metri su quella meridionale. Sui versanti ionici, cieli parzialmente nuvolosi con possibili piogge. Temperature in calo di diversi gradi. E adesso analizziamo lo stato di mari e venti. Sabato, il Mar Tirreno generalmente molto mosso o agitato, con venti moderati dai quadranti occidentali. Il Mar Ionio molto mosso, ad esclusione del Golfo di Corigliano, che risulterà mosso con venti moderati di direzione meridionale. Ed infine, prima di salutarci, vi ricordo che oltre al nostro sito web www.meteoincalabria.it potrete seguirci sulla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Per la puntata odierna è tutto, grazie e arrivederci al prossimo appuntamento. Ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie regia ad Enzo Leonetti, messi in onda Giuseppe Costanzo, noi vi auguriamo un buon proseguimento.